Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente, scritto e condotto da Laura Marinaro. Ti la linea. Buonasera a tutti. Questa volta sono collegata da casa perché ho un aereo, quindi sarà una puntata un po' particolare, però è una puntata molto importante e voglio iniziarla così. Se la persona che abbiamo sposato tradisce, umilia, disprezza, maltratta verbalmente, non è pericoloso incaponirsi. Amare e farsi amare dovrebbe essere naturale. Se è complicato, non è amore. Se fa piangere di più di quanto faccia ridere, non è amore. Se un partner, un marito, un fidanzato sembra più un nemico che un alleato, più un avversario che uno che sta in squadra con te, allora la vita e l'amore sono altrove, vanno cercati altrove. Questa è una delle frasi pronunciate da Michele Rea, fratello di Melania. La vedete? Bellissima, la 28enne campana di Somma Vesuviana, uccisa il 18 aprile 2011 dal marito Salvatore Parolisi. Quella che oggi raccontiamo anche attraverso un libro appena uscito per Armando Editore con il suo autore appunto Armando Palmegiani e dal titolo Melania, è proprio la storia di un femminicidio, ma anche di un'indagine molto particolare. Per questo Armando, ispettore di polizia a Roma da sempre nella polizia scientifica espertissimo, nonché criminologo, criminalista e docente formatore delle università e campus, ci aiuterà proprio nel viaggio nella storia di Melania. Bentornato Armando, non ti vediamo però. Non mi vedete? No, e vorremmo che mostrassi anche la copertina del libro. Vedo così, non so se riuscite a vedermi. Io non ti vedo. Ti sento, cioè vediamo la tua foto, la tua fotina. Non so se dalla regia mi vedono, nel No, senso non io ho si vede, in condiviso. diretta non si vede, si sente e basta. Infatti. Armando comunque lo conoscete perché abbiamo parlato con lui già di altri casi. Speriamo che riesca a... magari si è disconnessa tante volte, il video si Non disconnette, so, bisogna riconnetterlo. Boh. Comunque, vabbè, riassumo brevemente la vicenda e no, poi mi torniamo. spiace che non ci sia questo inconveniente, nel senso No, era... magari riesci, mentre io parlo, che racconto un po', faccio un Sì, riassuntino della vicenda, vediamo se riesci a cambiare l'impostazione, perché secondo me è una questione di impostazione. Tante volte capita, è capitato anche a me durante una ok. diretta. Allora, è il 18 aprile 2011, pensate un po', siamo a Colle San Marco, una frazione del comune di Ascoli Piceno, e Salvatore Parolisi, militare dell'esercito, che è stazione insomma in zona, ha portato la moglie Melania, questa bella ragazza di Somma Vesuviana con cui condivide la vita, e la figlioletta di 18 mesi a fare una gita. La donna però ad un certo punto sembra sparire nel nulla. Dopo, dirà lui, quando lancerà l'allarme, essere andata a fare i bisogni, non si sa bene dove e come. Sta di fatto che il 20 aprile, quindi siamo a 2 giorni dalla scomparsa, quindi viene lanciato l'allarme, chi l'ha visto, eccetera, si cerca questa donna, ecco vedete la copertina del libro, più o meno sono le 15, al 113 di Teramo, della polizia di Teramo, arriva una chiamata di un cittadino che insomma ha purtroppo trovato, si è imbattuto insomma nel corpo di una donna mentre stava facendo una passeggiata nel boschetto delle casermette di Ripe di Civitella del Tronto, che poi ci spiegherà bene Armando, non è proprio vicinissimo al luogo dove Salvatore Parolisi dice che la moglie è andata a fare la pipì. Il cadavere è adagiato su un tappeto di foglie sotto il cielo, è stato torturato con numerose coltellate, poi si vedrà che sono 35, nessuna sembrerebbe mortale, però straziato anche dopo, vilipeso. L'assassino probabilmente, lo diranno le sentenze, per operare una sorta di staging, far depistare, insomma, in un certo senso, incide addirittura delle svastiche
sulla sua pelle e poi addirittura conficca una siringa nel cuore, come se, non lo so, fosse stato oggetto di omicidio da parte di persona drogata o setta satanica, non si è capito bene. Sta di fatto che questa scena racconta da subito moltissimo. Armando, cosa racconta questa scena? Intanto mi spiace per questa situazione alla telecamera e mi scuso veramente, sto vedendo le impostazioni ma sembrano tutte attive. Allora, però se vi va bene continuiamo così. Vabbè, la tua foto la vediamo, poi al massimo durante lo stacco pubblicitario puoi provare a uscire e rientrare. Boh. Sì, sì, ok, proverò. Ok. Grazie. Allora, racconta una scena un po' particolare perché è una scena, vera e propria scena del crimine con staging, quindi c'è un'alterazione alla scena del crimine. È altamente probabile e ovvio che sia stata fatta dallo stesso autore dopo l'omicidio. Quindi c'è una fase omicidiaria dove la povera Melania viene colpita da numerosi, se non ricordo male, 29 colpi da punto e taglio. Tecnicamente quando si parla di punto e taglio significa in gergo le coltellate, se vogliamo, anche se alcune sono cioè, di taglio soltanto, quindi magari fanno pensare molto a diciamo, a un contrasto, no? Al fatto che Melania si abbia provato a difendersi. Quindi lei viene stata colpita da numerose coltellate di punta a taglio e quindi l'azione omicidiaria ovviamente, tra virgolette, termina. Successivamente, quindi in fase post-mortale, c'è stato uno staging, quindi troviamo sul corpo di Melania alcuni elementi molto particolari, tipo una siringa conficcata nell'addome. Mi spiace per questi particolari molto cruenti, ma Sì. d'altronde Sono purtroppo anche, è però la sono realtà. anche risaputi, cioè possiamo far stare tranquilli i radioascoltatori di Radio Libertà che quello che stiamo dicendo non solo è contenuto ovviamente nel libro di Armando, che racconta anche la vicenda umana naturalmente di Melania, ma poi sono pubblici perché c'è stata una sentenza passata in giudicato, Salvatore Parolisi, poi ne parleremo, insomma, del processo, è stato condannato, quindi sono cose che purtroppo si sanno da tanto tempo, però sono importanti da raccontare proprio perché ora ci dirà Armando, che è un espertissimo criminalista ed esperto di sopralluogo sulla scena del crimine, perché quei particolari subito vi hanno acceso un faro, cioè hanno fatto pensare a qualcosa, allo staging. Onestamente hanno fatto, sì certo, lo staging l'abbiamo pensato noi, ma non solo noi, ma anche investigatori, e hanno fatto accendere. Perché? Perché c'era una volontà dalla parte di chi lo ha compiuto, quindi presumiamo ovviamente l'autore, di far credere il gesto fosse scaturito da un qualche X pazzo. Mi spiego, forse in maniera semplicistica. Perché fare dei segni di svastica sulla gamba, tra l'altro anche in maniera grossolana e inversa, se vogliamo, o altri segni che poi lì per lì si è deciso, si è provato a dargli un significato anche rituale, se vogliamo. Tutti questi elementi in realtà poi erano elementi cioè, che non c'entravano nulla con il fatto omicidiario, ma che l'autore in maniera semplicistica ha applicato per sviare le indagini e l'attenzione verso se stesso, quindi verso lo stesso Parolisi. Cioè, non era, secondo la sua mente di allora, un'azione che lo avrebbe scagionato, che però avrebbe ingannato gli inquirenti, come spesso accade sui staging. Non tutti i staging possiamo pensare, Ecco, quindi ma questa perché, anticipazione. spiega un po' ai radioascoltatori, perché gli inquirenti non se la sono bevuta, insomma? Già hanno capito subito che c'era qualcosa che non andava. Quali sono stati gli elementi che subito hanno fatto prendere per un'altra ipotesi? No, è giustissimo. C'erano troppi elementi che non combaciavano. Prima di tutto lo staging era fatto un pochino dopo e questo si può vedere benissimo dalle ferite che non erano né fatte durante la vita né in perimortem, quindi vicine al momento del trapasso. Quindi l'autore ci ha ripensato, è riandato di sopra e ha iniziato a camuffare
E chi è che fa un camuffamento del genere? Quindi non è Mm-mm. questo staging, questi segni, queste alterazioni non erano contestuali all'omicidio. Sì. E poi gli elementi stessi della scena. Ricordiamoci che lì vicino c'era l'anello di Melania, il telefono buttato. Lei poi aveva un particolare che ci ha fatto subito riflettere a noi, ovviamente come investigatori. Lei aveva i pantaloni abbassati Ah, giusto, ecco, e questo sì, questo è un sì. particolare che si Mm. potrebbe dare, si poteva dare una doppia interpretazione. Mm. Un tentativo da parte dell'omicida di abbassare i pantaloni, tra virgolette, provare, magari si era A ovviamente a violentare. sviare o fare a violentarla, o Mm. altrimenti lei si era abbassata volontariamente i pantaloni, magari Per fare la pipì, come dice il per fare marito. la pipì, come Ecco. altamente probabile. Mm. Perché abbiamo pensato alla seconda possibilità, Mm. come tutti? Perché lei ha fatto una cosa che spesso si fa, le ragazze fanno, le signore fanno quando devono fare la pipì, magari all'aperto, Mm. cioè fanno un piccolo risvoltino sui pantaloni per non fargli toccare terra. Quindi lei ha fatto questo piccolo risvoltino, no? Che si fa in quell'azione, possa per non sporcare i pantaloni. Ma com'è Piccolo importante, è particolare. vero Armando, notare questi particolari, eh? Esatto, sono piccoli particolari che Eh, però servono per darci una traccia dell'assassino, ma ci fanno capire il modus operandi, cioè quello che è successo in quel momento. L'azione mm. omicidiaria, come è scaturita e come è fatta. Ok? Raccontaci i tempi. Allora, lui va con la bambina in braccio in un bar, giusto? Lì vicino, però, Sì. vicino dove dice che era andato a fare la gita. Mm? Esatto. Là c'è un E bellissimo pianoro mm, con le oltretutto mi spiace, altalene. un'altalene, ma ci sono campi da tennis, e ci sono dei chioschi, cioè è veramente bello per passarci il pomeriggio. E da quel punto, dove, nella parte che ormai è arcinoto delle altalene, è il famoso, la trattoria del cacciatore, detta comunemente Barsegà, che dista dal punto delle altalene non più di 30 metri, 40. E questa è la parte anomala che ovviamente non ritorna nel racconto di Parolisi, perché Certo. lui dice di non essere mai andato dalle altalene al Barsegà. Sono 40 metri, passando per una strada, ma non, ecco, spesso quando leggiamo la cronaca, un sentiero nascosto, una scorciatoia, no, stiamo parlando di una strada larga 3 metri, cioè molto ampia, tra l'altro carrabile, in briciolino, che Mhm. dal punto delle altalene si vede praticamente questo bar, ma lui dice di non averlo mai conosciuto e che la moglie, andando al bar Secà, si sia diretta verso, perché osserva ovviamente le altalene, è difficile ovviamente per radio spiegarlo, ridiretta verso destra. Allora, stringendo, per andare a quel bar ci sono tre possibilità. Fare questa piccola scorciatoia, però ipotizziamo non la conoscesse la moglie di Parolisi, nemmeno Parolisi, andare verso sinistra, quindi circumnavigare, diciamo, questa piccola parte boschiva e abitativa, quindi parliamo di 250 metri di percorso, o andare verso destra che si parla di 800 metri. Era assurdo in ogni modo andare verso destra, dove Parolisi dice di aver visto allontanare Melania. Era assurdo in ogni modo. Però lui racconta questa verità un po' strana. Dice di averla vista allontanare lì e poi essere, quando non la vede più tornare, andare a farsi capo. Noi riteniamo, come hanno ritenuto gli inquirenti, che in quelle altalene lui non ci sia mai andato quel giorno. E tra l'altro non ci sono testimoni che lo riscontrano, che lo vedono. Ok? Laura? Laura, non ti sentiamo più. Eh? Sì? Mi sentite? Sì, adesso beh. Allora, quanto è lontano il luogo del ritrovamento del cadavere? Allora, questo è interessante perché il luogo del ritrovamento
seguendo la strada, diciamo, provinciale, sarà circa 11 chilometri. È un luogo bellissimo, molto, tra virgolette, selvaggio, nel senso, quando siamo andati a fare il sopralluogo, perché una delle caratteristiche fondamentali quando si scrive un libro di true crime, anche fossero passati 100 anni, è di tornare sui posti, vedere e capirli. Quando siamo andati a fare il sopralluogo, praticamente ci è passato davanti un'aquila reale, che è la prima volta forse che ne vedo una, e poi un capriolo poco dopo. Cioè, veramente una zona bellissima, selvaggia e forse poco conosciuta ai più. Vabbè. Però 11 chilometri, quindi c'era anche una contestualizzazione molto particolare delle celle telefoniche, che è uno degli elementi fondamentali che hanno portato alla condanna, se vogliamo. Sì. Senti, quindi lui in effetti, pur credendosi un grande esperto, perché poi è un militare, cioè quindi magari lui ha pensato che tutte queste sue azioni potessero essere chissà in quale modo intelligente, in realtà fa un sacco di errori. Quali sono di fatto poi alla fine gli elementi che lo incastreranno? Perché sono tanti, ce ne sono anche di genetici, no? Molto interessanti. Allora, assolutamente sì, ci sono tantissimi elementi fondamentali che ovviamente hanno portato una condanna ben strutturata, se vogliamo, anche nella sentenza. Poi parliamo dell'acume, diciamo dell'acume del Parolisi. Però Sì. ecco, per quanto riguarda gli elementi, le celle telefoniche sono uno degli elementi, perché Melania, quando riceve un ultimo SMS a cui non risponderà mai, quindi è altamente probabile che lei lo riceve quando ormai Quando è già era, morto. Certo. o era morta, sì, era in quel momento, e il suo cellulare aggancia una cella che è ovviamente pienamente compatibile col punto di rivenimento del corpo. Quindi lei già stava lì. Ok. È vero che questa cella è una delle due importanti, ma è la più importante di quel punto. Percorrendo, diciamo, nella strada che congiunge il punto di ritrovamento al punto della scomparsa, c'è un monumento, viene spesso riportato nelle sentenze, un monumento ai caduti della libertà, ai Sì. caduti, diciamo, sommariamente, Vabbè. che dista 1 chilometro dalle altalene. E quindi possiamo pensare 8-9 chilometri dal punto di riferimento. Anche in quel punto si può ipoteticamente e raramente agganciare la cella telefonica che agganciò quell'SMS. Diciamo che c'è una possibilità bassissima, con delle prove effettuate direttamente ad operatori della Telecom, quel punto aggancia la cella del punto di rivenimento del cadavere tipo il 5% delle volte, quindi è molto raro. Ipoteticamente Malagna si sarebbe potuto comunque allontanare da quella parte e percorrere 1 chilometro e poi gli arrivava l'SMS. Cioè io lo dico diciamo, per onestà, diciamo, intellettuale sui dati, Certo, però certo. ovviamente la Corte ha ritenuto che sia più probabile Sì. che lei si trovasse allora là per il 95% delle volte. Il dato delle celle era molto significativo in quel momento. Credo Poi, anch'io. sì, Poi? certo. Sì. Poi c'è un dato importante che è il bacio, il famoso Ecco, bacio, famoso bacio, il famoso bacio. che non è un Perché? bacio, il bacio che non è un Che non è bacio. un bacio, un bacio mancato, Un ecco, bacio diciamo mancato. così. Sì, All'interno della bocca di sì. Melania viene trovato il DNA di Parolisi. Fino a quel punto non sembrerebbe molto strano, d'altronde era il marito, Il marito. lui ha detto io l'ho baciata prima che si allontanasse. Certo. Ma c'è un punto che è importante. Marina Baldi, che era genetista della famiglia Rea, tra l'altro stiamo parlando di Marina Baldi come la massima La esperta di conosciamo. Allora, biologia in diciamo che Italia. noi di Giallo Radio Club la conosciamo perché abbiamo fatto proprio una puntata con Marina sulle tracce Quindi, genetiche in generale, quindi aveva anche accennato a
a questa storia, insomma, di Melania Rea. Quindi, però ricordacela. No, no, ecco, c'era, trova quasi nel Mhm. momento di consegnare la sua relazione, due studi, se non sbaglio uno Mhm. svizzero, uno canadese, posso sbagliarmi dalla provenienza, che avevano fatto, era una ricerca praticamente non finalizzata al bacio o al DNA di per sé, era una ricerca di tracce biologiche all'interno della bocca dopo che una persona aveva mangiato della carne. Ok, Quindi la domanda era quanto quanto tempo resista? perdura per altri, ovviamente per un altro caso, ovviamente, per un'altra funzionalità, Sì. il DNA all'interno della bocca, e si era visto che dopo 2-3 minuti non c'era più traccia del DNA all'interno della bocca, perché la normale salivazione, i peptidi scompongono il DNA, quindi non è più, diciamo, rilevabile. Leggibile, è rilevabile, sì. Quindi Quindi, se mm, Parolisi avesse mhm, veramente dato un bacio, mhm, ma poi come giustifichiamo Melania che si allontana e dopo 2-3 minuti, rinvenuta a mhm, 11 chilometri, già gli era scomparso questo bacio? E eh, ovviamente gli investigatori avevano un'altra visione, che sicuramente è quella corretta. Il DNA nella bocca del sì, Melania non è dovuto al bacio, ma infatti, a una forzatura alla mano del Parolisi sì, sulla bocca per farla stare zitta mentre la sì. colpiva. Quindi immaginiamo Ma una scena, mi ricordiamo spiace che l'ha raccontarla colpita da come dietro, purtroppo. presa da dietro, la mano chiude la bocca e Sì, con l'altra sfera le coltellate. Questa è la struttura, no, di quello che è sì, successo allora. sì. E quindi, per sdrammatizzare un po', Un venne fatto anche un esperimento, mi grande sembra. Sì, esperimento, con una serie di sì, ragazzi e sì, ragazze che sono messe a disposizione, dandosi grandi baci faccio. appassionati e facendo le campionature. Poi la leggenda urbana dice che alcuni di loro alla fine si sono Si sono fidanzati. fidanzati, Però, vabbè. però L'importante è che non diciamo siano che finiti come Melania. esatto, questo è importante. Quindi il DNA è un altro elemento. Se posso continuare, Sì, Laura, sì, cioè a quello noi dobbiamo sommarci una serie di certo. particolari e non per ultimo la Il movente, situazione, certo. il movente, la situazione esatto ambientale di vita e del movente. Allora, Mm. questo, questa è una considerazione che secondo me è molto importante. In Parolisi, l'ultima volta che uscì dal carcere per messo premio, disse Sì, perché dovevo uccidere Melania? Io alla fine, io stavo con questa Ludovica, per correttezza non dirò il cognome, che è no, no, conosciuto, però certo. per lei non è il caso. Tra l'altro noi reputiamo Ludovica un'altra vittima Vittima, certo, di quel certo. manipolatore, una persona Mhm. splendida. Ludovica è una persona splendida. Non l'ho conosciuta direttamente, ma abbiamo una grande amica in comune, vi posso dire una bellissima persona, che però era caduta in questa situazione in cui credeva. Perché in parole si diceva perché io dovevo uccidere Melania, Ludovica Eh, la potevo mandare via quando e come voglio, dice un sacco di bugie, una in più né in meno, ma quella volta era differente perché sì, cosa succedeva? Nel passato lui cosa faceva? Andavano a Somma Vesuviana, praticamente dove abitavano Melania e lui, probabilmente sì, abbastanza vicini. Poi lui si inventava una scusa, doveva andare certo. a lavorare, doveva passare Fuori. per Roma al comando e mancava quella giornata. E si vedeva con Ludovica o altre Eh, situazioni. Questa volta era differente perché lui era convinto di riuscire a sgattaiolare, mi permettete questo termine, il giorno di Pasquetta, mancano 4-5 giorni a Pasquetta. Lui pensava che ci sarebbe riuscito, ma in realtà succede un fatto differente. Il padre di Ludovica gli sì, prenota una camera per 3 giorni. sì, A quel punto lui alle strette aveva detto a Ludovica di aver lasciato Melania. sì. Addirittura che Melania aveva acconsentito a separarsi senza volere gli alimenti. Che Certo. se mi permettete è un Per po' lui era anomalo anche fondamentale poi questa parte, poi ne parliamo magari dopo la pubblicità. Questa parte assolutamente economica per lui, è sempre stata importante, fondamentale. eh. Assolutamente. Da mh.
assolutamente. Quindi lui racconta tutta questa serie di bugie e poi scopre questa prenotazione di 3 giorni. Ora, se noi pensiamo che questo comporti l'omicidio, no, noi dobbiamo pensare a un'escalation di discussione, certo. una discussione che porta, altrimenti noi ogni Certo. volta sentiamo un fatto di cronaca anche in televisione. Quante volte può capitare, non si ferma a un dare la precedenza, litigano, uccide. Sembra che così è drammatica, ma è illogica. Non perché è logica in un altro modo, però immaginate che questo comporta una parolaccia, ancora di più, un'escalation di discussione che culmina con un atto di violenza. Non è che è logico, l'omicidio non è mai logico, però è né comprensibile, però almeno diamo una spiegazione di come si è svolto, ecco. Sì, E sì. questo omicidio probabilmente sarà andato così. Sarà stata l'ultima litigata dove lei ha fatto soltanto l'errore in quel momento di dargli le spalle e Parolisi. Mi ricorda tanto un'altra storia molto recente di cui stiamo ancora parlando perché devono ancora uscire le motivazioni della sentenza. È proprio la stessa cosa, cioè lui non riesce a tenere tutte e due le relazioni ed elimina l'ostacolo più grande. In questo caso era Melania, la mamma di sua figlia, tra l'altro. Nell'altro caso è stata Giulia e un bambino che era ancora in pancia, quindi Certo. io la vedo molto simile, diciamo, queste vicende. Senti, il processo però, nel caso di Parolisi, è andato in una maniera un po' diversa rispetto ad Impagnatiello, nel senso che Impagnatiello è stato già condannato in primo grado all'ergastolo, ai tempi c'era ancora il rito abbreviato, quindi lui, ecco, non gli è stata contestata la crudeltà e quindi poi si è visto anche ridurre la pena da 30 anni in primo grado a 16 anni e sta quasi per uscire. Cosa ricordi del processo? Allora, intanto diciamolocelo, cioè possiamo dire benissimo che Parolisi è una persona graziata. Sì. Graziata proprio perché non trovo veramente un altro termine. Allora l'omicidio rientrava nella riduzione di 1/3 della pena per rito abbreviato, Sì. adesso per fortuna è stata tolta questa possibilità e quindi lui è partito da 24 anni, hanno ridotto di 1/3, è arrivato a 16. Quindi già questa è una grandissima grazia. La seconda è sulla crudeltà. La crudeltà però Ecco, tecnicamente è sì, sempre un pochino sul filo del rasoio, è vero. perché per la crudeltà, cioè io per quanto possa sembrare veramente allora, intanto diciamo che è assurdo 16 anni. Beh, In un sistema retributivo della pena una persona che uccide la madre della propria figlia, di cioè spalle. in una maniera del genere, 29, cioè non può prendere 16 anni. Ci deve essere un sistema quantomeno contributivo che non può appagare su 16 anni, calcolando che poi per buona condotta, giustissimo, le riduzioni, cioè non si fanno quasi mai i 16 anni interi, No, lo sappiamo benissimo. infatti sta per uscire. Quindi E lui su lo vedremo questo tra poco una e pausetta di io un sono minuto, convinto. Armando. Facciamo una pausa Sì, di un minuto, poi torniamo su questo che è molto perfetto. importante. Un minuto. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Forse è meglio che vada. E chi lo dice? Sempre se non hai altro da fare. No, che non ce l'ho. Il film più emozionante dell'anno. Il candidato all'Oscar Andrew Garfield. Che ci piaccia o no, il tempo stringe. La candidata agli Oscar Florence Pugh. Perché hai tanta fretta? È che sono preoccupato che mi stia innamorando di te. We Live in Time, dal 6 febbraio al cinema. E se cucissimo la testa del cane sul corpo dell'uomo? A gennaio non rovinerai il mio malefico piano? 50% uomo, 50% cane. Perché mi devi sempre leccare l'interno della banca? 100% eroe. Dogman! Vai ad arrestare Pete! Dogman dal 30 gennaio al cinema. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti?
Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce. Oscurità. L'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Rispondili. Laura, a te la linea. Ecco, no, prova a richiamarlo perché adesso era importante quello che stavamo dicendo. Allora, ricordiamoci il movente, quindi il movente è di fatto, comunque ancora una volta abbiamo una personalità manipolatrice e narcisistica patologica maligna, in questo caso overt, proprio io direi esattamente molto simile ad Alessandro Impagnatiello. Salvatore Parolisi ha un'altra relazione parallela, non riesce a più gestire questa cosa perché addirittura deve incontrare per Pasqua e Pasquetta i genitori di Ludovica, quindi questo può essere il motivo deflagrante, così come l'incontro tra Allegra e Giulia è stato il motivo deflagrante dell'omicidio. Di fatto questo è molto simile. Ovviamente Parolisi farà degli errori, anche lui abbastanza grossolani, e soprattutto a favore di telecamera piangerà più volte, anche recentemente, quindi la pena era stata ridotta da 24 anni a 16 anni perché ha potuto beneficiare, è stato un graziato del rito abbreviato. Ok, quindi lui qualche anno fa ha iniziato ad uscire per lavorare, per dei permessi per lavoro ed è stato intercettato da una giornalista di Chi l'ha visto, non so se ricordate, al quale, aspettate un attimo perché Armando ti sta chiamando, devi rispondere a lui, non a me. Boh. Dice che partecipa, ma non... Io lo sto chiamando, mi carica, ma dopo mi dice non disponibile. Può anche aggiungersi da solo alla chiamata, se non riesce a rispondere? E se no chiamalo al telefono anche, no? Vabbè, oddio, queste cose sono terribili quando succedono. Stavo dicendo che appunto davanti alle telecamere di Chi l'ha visto ancora una volta si è messo a pianocolare e poi dopo ha detto ancora una volta perché avrei dovuto ucciderla, io poi le davo 500 euro al mese, ha detto questo. È una cosa davvero pazzesca perché diciamo che ridurre questa vicenda ad una vicenda economica mi sembra che abbia messo un carico da 90 sulla posizione di Salvatore Parolisi. Con Armando adesso vorrei parlare, se riusciamo. Allora, il libro, tra l'altro, va ad esplorare anche tutta la vicenda umana, insomma, tutto quello che c'è intorno a Melania. Allora, Melania è una ragazza pulita,
tra l'altro purtroppo innamorata, anche lei si è innamorata dell'uomo sbagliato, se così possiamo dire, e si ritrova insomma in questa situazione. Intorno a lei c'è una famiglia meravigliosa che poi si è presa in carico, diciamo, anche l'onere di crescere la bambina, che adesso non è ancora... Ecco, Armando, ci sei? Sì, ci sono, scusate, oggi sembra che la Ecco, tecnologia mamma venga un mia. poco contro. Facciamo così, che comunque, siccome abbiamo solo 5 minuti, perché io poi devo Sì. partire, lo rifacciamo, cioè comunque ci ritorniamo su questa storia, magari proprio andando più a fondo. Ecco, volevo chiederti quali sono stati i ruoli della famiglia nella vicenda, e poi oggi, insomma, anche so che comunque c'è un rapporto ancora con soprattutto il fratello di Melania. Avete visto, insomma, vi ho letto un brano, comunque è messo molto in evidenza il fatto che forse quello di Melania è stato il primo femminicidio davvero. Sì, sicuramente, allora la famiglia è una famiglia bellissima, ma non è un modo di dire o la solita laggeria che Certo, si certo. fa quando decede una persona, ma veramente una bellissima famiglia. Non abbiamo avuto il piacere di conoscere i genitori di Melania, anche per non essere troppo invadenti. Invece Michele, il fratello disponibile, uno corretto, una persona seria, non gli va di apparire, è veramente una bella persona. E tra l'altro tutti insieme, diciamo, stanno portando avanti, diciamo, la crescita, no, della piccola Sì. figlia di Melania, che da quello che sappiamo è una bella e brava bambina, ecco, diciamo bambina, ragazza, ormai è adolescente. Sicuramente. Certo. Però lui, ecco, come leggi quell'atteggiamento di lui davanti alle telecamere, di chi l'ha visto quando è stato intercettato 2 o 3 anni fa, che usciva dal carcere? Lui si mette subito a dire: "Ah, ma io le davo 500 € al mese". No, lui allora, lui era una persona molto attaccata ai soldi. E il grande problema di lui è che avrebbe dovuto pagare alimenti. Questo è il grande problema. Infatti, se ci pensate, quel giorno che esce dal carcere, la prima cosa che dice: gli davo 500 € al mese. In realtà lui non gli dava 500 € al mese, No. la teneva, come si suol Non aveva dire, nemmeno 2 permettete € questo in termine, tasca. a stecchetta. Esatto, veramente aveva problemi. Immaginate questa situazione con lui che si separava e che E poi doveva un'altra anche da mantenere mantenere. lei che non lavorava e la bambina. Per lui sarebbe stato devastante. Ora vorrei precisare soltanto una cosa, anche se so che andiamo di corsa, però vorrei ritornare a un discorso di prima, alla sua, tra virgolette, intelligenza di Parolisi. Leggendo tutte le intercettazioni, sia a livello di chat, sia a livello di Facebook, sia a livello telefonico, ci sono alcune che veramente in questo dramma mi hanno fatto veramente sorridere. Lui telefona, quando era intercettato, all'amante, Ludovica, e gli dice queste parole, le riporto quasi testuali: attenzione, perché questo telefono è sotto intercettazione, quindi questa sera chiamami su questo numero. Chiamami su Mi dà un quest'altro. altro numero. Cioè io quando ho letto queste frasi ho detto: cioè, non è possibile. Cioè noi veramente... Quanto ci hanno messo a cioè insomma, dopo quanto tempo insomma l'hanno arrestato? Non è passato Allora, tanto lui tempo. è stato alzato, non mi ricordo quanti giorni dopo, ma Pochi giorni dopo, ovviamente sì. gli investigatori stavano già dall'inizio, hanno capito la situazione. Cioè lui era sotto intercettazioni distaccate, ma già dal giorno stesso. Cioè gli investigatori si sono comportati in maniera esemplare e non solo altissima qualità. Poi noi ovviamente da spettatori, no, possiamo dire: troppi giorni, no, magari c'erano altre piste, ma in realtà no, gli investigatori qui hanno non c'erano ovviamente altre vagliato piste. tutte le possibilità, come sempre si fa, ma poi Parolisi ne faceva una dopo l'altra, cioè va a fare del footing, corre, si nasconde dietro un albero, nasconde i cellulari, cioè era una dopo l'altra.
cioè era difficile non trovare una discrepanza, un qualcosa di sbagliato giornalmente, e quindi è ovvio che poi alla fine, Certo. quando gli elementi sono stati erano Messi in fila, come si talmente suol fare. numerosi, alla fine e ben concordanti e stringenti, si va ovviamente a stringere il tutto, no? Quello certo. Senti, prima di salutarti, volevo farti una domanda velocissima. Secondo te cosa succederà quando uscirà? Non avrà il coraggio di cercare la figlia, spero. Allora, io non credo che farà quella mossa, però penso pure un'altra cosa, che lui sarà, lo vedremo o quantomeno cercherà di farsi vedere nelle trasmissioni, perché comunque è un narcisista, una Certo, persona che gli quello piace sì, sicuro. apparire, gli piace Sì, parlare, poi l'abbiamo visto, no? sì, L'abbiamo sì. visto da poco, quindi purtroppo se ne parlerà molto. Spero veramente che la televisione gli dia veramente poco spettacolo, poca possibilità di apparizione. Ecco, quello spero di sì, veramente. E infatti è per questo che il libro Armando Palmegiani e Raffaella Notariale, la collega di Chi l'ha visto, che collabora spesso con Armando, l'hanno chiamato Melania, proprio per dedicarlo a questa splendida donna, a questo splendido sorriso che non doveva sicuramente essere spento in quel modo. Ti ringrazio tantissimo Armando, ti prometto che ci torniamo e torniamo anche su altre storie con te, visto che ti sfrutteremo, sei così prezioso. E mi dispiace che questa volta dobbiamo chiudere prima, però insomma ci rivediamo presto. Grazie veramente Laura, grazie a tutto Giallo Radio, Grazie a veramente tutti. siete gentilissimi e mi spiace per l'inconveniente oggi del video. Tantissimo. Tranquillo, alla prossima. Grazie a tutti grazie. e ci vediamo, ci sentiamo mercoledì prossimo. Assolutamente. Giallo Radio Club. Grazie di nuovo. Grazie. Avete ascoltato